Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Nuova puntata di Cronache Trevigiane, una velocissima introduzione per chi ci segue. Parleremo in questa puntata appunto di maratona della Castellana in particolare, con degli ospiti che ci racconteranno cosa significa oggi correre, uno stile di vita non solo sportivo. Poi nella seconda parte racconteremo il ritorno della Pala del Lotto a Santa Cristina, un restauro e oggi la possibilità per ammirare questa pala per alcune settimane. A tra poco dopo questo servizio di Cronache Trevigiane. I cambiamenti climatici interessano ormai anche la nostra agricoltura. Uno degli effetti più evidenti è l'abbassamento del livello delle acque di falda. Un fenomeno preoccupante a cui l'Unione Veneta Bonifiche risponde partecipando al progetto europeo Trust, che ha come obiettivo la ricarica d'acqua delle falde nelle campagne venete e friulane. Un risultato che si può ottenere solo con la sinergia tra i vari enti che gestiscono la risorsa acqua. Ai nostri microfoni il presidente dell'Unione Veneta Bonifiche, Giuseppe Romano. Credo che come parola d'ordine, l'ho detto che nella mia introduzione, parola d'ordine di consorzi di bonifica italiani è prevenzione. Per poter prevenire bisogna conoscere, quindi questa sperimentazione è partita e parte per conoscere ed andare verso la conoscenza più approfondita del problema, quindi noi non potevamo mancare, anzi il mio auspicio e il mio augurio è che questo sia il presupposto, il preambolo di ulteriori collaborazioni sia con l'autorità di bacino, sia con le regioni e sia con le autorità locali. Aree di sperimentazione per la ricarica delle falde sono state attrezzate nel Trevigiano, nelle vicinanze del Piave e nella zona di Bassano, nei pressi del Brenta. Fondamentale è il ruolo dei consorzi di bonifica veneti, i primi a sperimentare con successo il progetto Trust. Sentiamo il consigliere regionale Nicola Finco e il direttore generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche Anna Maria Martuccelli. Vediamo un grande lavoro fatto dai consorzi di bonifica che dimostrano che in questo caso veramente fanno un ottimo lavoro a servizio del Veneto e della nostra comunità, nell'interesse ovviamente della ricarica delle nostre falde, con dei programmi che ovviamente sono negli anni ma che servono veramente a costruire un bacino idrico, una banca idrica per il futuro. I consorzi di bonifica nell'ambito di questo progetto sono stati dei protagonisti per quali soggetti istituzionali che hanno consentito la sperimentazione, cioè di verificare come lo studio applicato determina conseguenze positive in ordine alla disponibilità delle risorse idriche ed in particolare della ricarica delle falde sotterranee. Progetto Trust, un'esperienza da esportare anche nel resto d'Italia per contrastare eventuali emergenze idriche, come tiene a sottolineare il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, Andrea Crestani. L'idea nostra è di riproporlo a livello nazionale in ambito di ministeri perché diventi esempio per tutte quelle aree dove la ricarica della falda può essere importante per rimpinguare i bacini sotterranei affinché l'acqua possa essere poi riutilizzata, come si diceva prima, per tutti gli usi, non solo irriguo ma anche quello umano. E rientriamo in questo studio ideale dedicato alla maratona della Castellana. Siamo nella barchessa di Villa Emo assieme al sindaco di Vedelago Paolo Quaggiotto e a Nicola Di Santo, presidente di Credito Trevigiano, tra i primi sostenitori di questa competizione. Questa è la 24esima volta che si organizza una maratona a Vedelago, per molti anni è rimasta nel territorio del comune di Vedelago. Poi l'abbiamo fatta in sinergia con Sport a Sinistra Padova dal 2000 al 2011 e quest'anno praticamente la maratona ritorna nel territorio. Ha coinvolto 5 comuni della Castellana, ma sicuramente questo è un momento sì di promozione sportiva ma anche un momento di marketing territoriale. Qui siamo per esempio in un bene UNESCO di Andrea Palladio, quindi è chiaro che non è solo un momento di carattere sportivo ma anche un momento di carattere culturale.
Oltre a questi 5 comuni che quest'anno partecipano alla maratona, abbiamo fatto una sorta di gemellaggio con il comune di Abano Terme, dove abbiamo messo in sintonia, in gemellaggio, in modo ideale, l'acqua del fiume Simile con quella di Abano Terme. Anche il Credito Trevigiano, no? Ha una sua squadra che parteciperà. Sì, i sindaci parteciperanno con la maglietta loro dedicata alla fascia tricolore, saranno distinguibilissimi, mentre il Credito Trevigiano parteciperà con una fascia non tricolore, ma la fascia del Credito Trevigiano. La maratona sarà sorvolata da 3 deltaplani, al quale, oltre che spruzzare, quindi segnalare il percorso, quindi con il tricolore, sono anche, diciamo così, daranno l'iniziativa dell'evidenza dei luoghi in cui percorriamo col marchio del Credito Trevigiano. Allora, grazie a Nicola Di Santo. Sindaco, allora appuntamento alla partenza anche ai sindaci. Allora noi cercheremo di mettercela tutta. È chiaro che dovremmo essere in 5 sindaci, spero che ci saremo tutti quanti. Noi la buona volontà ce la mettiamo, speriamo che la maratona con il nostro impegno, come diceva il Presidente, con l'impegno di tutti, ci dia veramente i frutti sperati. Allora, grazie ancora a Paolo Quaggiotto, Sindaco di Vedelago, Nicola Di Santo, Presidente di Credito Trevigiano. Noi ci fermiamo qua, un servizio di cronache trevigiane e poi tra poco parleremo ancora di Maratona della Castellana con altri protagonisti. A tra poco. Energie e Sorrisi, l'associazione di volontariato Onlus che da sempre coniuga l'impegno sportivo alla solidarietà, è pronta per il Rally dei Faraoni. Un team di 12 persone, 8 moto e 2 quad che parteciperanno al rally egiziano, a cui si aggiungono 2 camion pieni di aiuti umanitari da distribuire alla popolazione e alle strutture sanitarie egiziane. Al porto di Venezia, impegnato nelle operazioni di imbarco, abbiamo incontrato il presidente di Energie e Sorrisi Onlus, Gianpietro Dalben. Siamo veramente lusingati di poter materialmente consegnare questi materiali, ma non solo i letti che vediamo qui alle mie spalle, ma anche circa i 70-80 quintali di altri aiuti umanitari, scarpe, giocattoli, vestiti che abbiamo nell'altro camion dedito alle consegne, e materiali appunto che andremo per questa volta a consegnare nelle scuole, nelle comunità, negli accampamenti dei Tuareg o dei Berberi che troveremo, e soprattutto negli accampamenti dei nomadi del deserto, i veri signori, i veri proprietari della sabbia del deserto. Il Rally dei Faraoni, una gara affascinante tra le dune del deserto egiziano, seconda per importanza solo alla Parigi-Dakar. Partenza sotto le piramidi il 3 ottobre e poi 6 giorni tra le sabbie e scenari mozzafiato. Sentiamo Daniele Cotto della JVD, organizzatore dell'evento. La collaborazione con Energia Sorrisi per noi è un qualcosa di fortemente motivante e abbiamo messo a disposizione energie anche noi, a disposizione veicoli, spazi, e abbiamo dei contatti giù in Egitto molto, molto forti e già allertati per utilizzare al meglio tutte le risorse che Energia Sorrisi ha profuso in questa operazione. La Regione Veneto sostiene concretamente lo sforzo e l'iniziativa di Energie e Sorrisi. L'assessore regionale al turismo Marino Finozzi esprime il suo apprezzamento. Si sono sempre distinti i nostri campioni, i nostri atleti in quelle rally, ma si sono distinti anche per quello che fanno durante il resto dell'anno. Raccolgono fondi, raccolgono vestiario, alimenti per portarli e donarli alle popolazioni sfortunate di quelle terre. Quindi da parte mia grande entusiasmo e anche orgoglio di poter dire che questi ragazzi fanno parte di una straordinaria regione come il Veneto. La prima maratona a Vedelago si corse nel 1988. Proprio quell'anno Gelindo Bordin vinse la maratona di Seul e corse proprio il 2 ottobre, la stessa data della nuova maratona della Castellana. Allora, se la cava la aiuta... Partirono in 83 atleti. Che maratona sarà invece quella di quest'anno? Quest'anno, grazie anche a Z Gruppo, ha un'impronta completamente diversa e sono passati diversi anni, non sono passati tanti anni, ma è cambiato il mondo per le regole, per l'organizzazione. C'è una bella macchina da guerra in moto. Tanti volontari, addirittura 700, tutto lo staff, tutto il consiglio del gruppo Atletica Vedelago, 80 vigili, 237 intersezioni, insomma c'è tanto da fare.
I vigili e il nostro comandante di vigili faranno e hanno fatto una parte molto importante. Le istituzioni sorprendentemente mi hanno dato una mano veramente importante, mi hanno aiutato nell'organizzazione, perché le regole, perché tutte le cose da riordinare, i volontari, 236 intersezioni. Oddone Tubia, presidente di Fidal Treviso, cosa gli è parso di tutto questo? Io credo ci siano tutti i presupposti per gettare le basi ideali per creare nel prossimo futuro proprio una grande maratona, anche nei numeri. Ricordiamoci, abbiamo parlato di corsi e ricorsi storici, bene, ma anche di numeri. Ricordiamoci che la prima maratona di New York, alla partenza, ci sono stati 78 concorrenti. Ricordiamoci questo numero. Bene, sappiamo tutti che adesso la maratona è un movimento mondiale enorme e perciò le major maratone sono straordinariamente organizzate anche da un punto di vista della gestione dei numeri enormi, 40.000 Berlino, i 35.000 di New York e poi Londra e poi Chicago e poi Boston, che è la maratona più antica, però Vedelago da un punto di vista organizzativo ha veramente un'impronta straordinariamente efficace, io ci credo fino in fondo. Allora, correre è uno stile di vita, no? Ormai, lei di maratone ne ha fatte, ne ha vinte, ma cosa si prova, cosa significa correre? È una bella domanda. Quando ho partecipato alle 3 edizioni di Vedelago, una vinta facilmente, una persa nel modo più terribile, la terza rivinta soffrendo come un cane, ogni volta ci sono state emozioni diverse, ma c'è una felicità interiore dell'atleta che non ha parole, non ci sono parole per spiegarla veramente. Allora, io vi ringrazio davvero del vostro intervento, della vostra testimonianza. Grazie Presidente, grazie anche a Mario Righetto. Noi ci fermiamo qua per la conclusione di questa prima parte di Cronache Trevigiane. Avete capito, si corre con le gambe, con il cuore e con la testa. A tra poco con la pala del lotto che è ritornata a Santa Cristina di Quinto. Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pullman alla Marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla Marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Movi Marca, con un piccolo gesto sei un grande. Movi Marca, con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa. La Marca Card è una ricaricabile. Come promesso cambiamo argomento e entriamo in questo nuovo studio ideale che è la chiesa di Santa Cristina. Siamo nel comune di Quinto di Treviso per salutare il ritorno della pala del lotto qui in chiesa a Santa Cristina. Il presidente di questo comitato organizzatore è Antonio Durante, che incontriamo. Allora, ci saranno davvero tanti appuntamenti per celebrare questo ritorno. Sì, abbiamo organizzato una serie di percorsi. Un percorso artistico legato alla pittura che sarà presentato attraverso alcune conferenze dal professor Villa, che è il curatore della mostra di Roma, e dal professor Manzato, che è uno storico dell'arte qui del nostro paese. C'è un percorso anche musicale. Il nostro parroco, Monsignor Gildo, che è un esperto musicale, ha organizzato una serie di concerti con cori su musiche di allora, su musiche che il professor D'Alessi ha ripreso. Rinascimentali. E poi avremo il momento importante del domenica 16 ottobre, dove faremo una manifestazione storica su quel periodo. Chiuderemo con un teatro sulla rievocazione
processo alla Pala del Lotto, fatto allora dal Vescovo di Treviso per mettere d'accordo i fabbricieri di Santa Cristina e il pittore sul prezzo da pagare. Abbiamo voluto aggiungere a queste serie di manifestazioni un percorso di mostra didattica che è aperto tutto il periodo delle manifestazioni. Abbiamo coinvolto il professor Manzato e la sovrintendenza e chi viene nella chiesa può visitare questo percorso didattico e può visitare la Pala. Si può prenotare anche una visita guidata attraverso delle guide fino al 30 ottobre. Fino al 30 ottobre. Allora, io la ringrazio Presidente Durante, grazie per averci accolti in questa splendida ed emozionante avventura, il ritorno della Pala del Lotto a Santa Cristina. Noi ci fermiamo qua, ci guardiamo un servizio di cronache trevigiane e poi sentiremo altri protagonisti di questo restauro e di questo ritorno tra poco. Oggi vi voglio presentare un vino del territorio, un vino della zona Doc Piave, è il Pinot Grigio Campe Dei 2010 della cantina Viticoltori del Piave. Voglio dire, è un vino che appartiene al territorio da questo punto di vista. Se penso al colore, è un colore giallo paglierino abbastanza intenso e cristallino, ha una discreta consistenza che vuole dimostrarmi appunto il suo equilibrio fra partecipazione dell'alcol e della glicerina. Il naso è fruttato, ma è anche floreale. Al naso ci dimostra di essere un Pinot Grigio con quelle sue caratteristiche olfattive che mi riportino al lievito, alla crosta di pane. L'idea poi che ci sia una concreta intensità e una discreta complessità che giustamente appartiene al tipo. Gusto secco, gusto morbido, gusto sapido, gusto fresco che alla fin fine mi riporta a quel vino di corpo che in fin dei conti appartiene al Pinot Grigio. E quel finale amarognolo che mi porta un po' all'idea di pensare al fatto stesso che devo in ogni caso concretizzare con queste sensazioni di lievito e di crosta di pane. Io lo accompagnerei con delle paste ripiene alla ricotta, con delle erbette stagionali. Il vino di oggi è un prosecco frizzante e l'azienda è la società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico del nostro territorio, tipico del vitigno prosecco, questo giallo paglierino con riflessi verdi. Presenti anche le bollicine, numerose. Al naso. I profumi sono certamente generosi, legati al mondo della frutta, la pera e la mela. Bella anche questa sensazione di mandorla acerba nel finale. Proviamolo in bocca. L'esordio in bocca è certamente buono, con profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta e anche dei fiori. Certo, un vino un po' spensierato, forse il vino della nostra tradizione, il vino delle famiglie o della compagnia. Servire fresco, in abbinamento con un'insalata di pollo e verdure. Evviva! Rientriamo in questo studio ideale dove vi stiamo testimoniando il ritorno della Pala del Lotto qui a Santa Cristina. Non potevamo non portare i nostri microfoni di cronache trevigiane. Luca Caburlotto, soprintendente ai beni artistici e culturali della Venezia Orientale. È stato effettuato un restauro che lo possiamo definire straordinario, no? Per tanti elementi anche che non si vedono.
e che non si devono vedere perché il risultato del restauro è la buona conservazione dell'opera e non la celebrazione di chi l'ha riportata in uno stato, diciamo, ideale per la sua condizione attuale. Comincia dal davanti con un vetro di protezione che si spera è già poco visibile adesso, si spera che sia ancora meno visibile, che non sia una frattura tra noi della visione tra noi e l'opera. Ancora meno quando saranno l'illuminazione del primo che inaugureremo, saranno inaugurate il 1° ottobre, e poi soprattutto tutto quello che c'è dietro. Per questo io nell'inaugurazione ho invitato le persone ad andare sul retro, perché si vede tutto il sistema che consente di aprire da dietro la pala per poterla costantemente monitorare, sia nell'aspetto della conservazione della pellicola pittorica, del dipinto vero e proprio, sia del supporto, cioè del legno, che rimosse la cosiddetta parchettatura che teneva ferme tra di loro le assi, è un sistema estremamente elastico che contempera quel minimo di rigidità di tenere assieme l'opera, tenere assieme le assi perché non si muove il dipinto sul davanti, ma anche di consentire lo spostamento del legno. Allora, io la ringrazio per questa testimonianza, per questa sorta anche di lezione per chi ci ha seguiti. Noi ci fermiamo qua, ci guardiamo insieme un servizio di cronache trevigiane. L'arte porta con sé il volto di Dio. Bene, parliamo tra poco con un nuovo ospite di Cronache Trevigiane. Io sono qui per cercare mia moglie Piera, che dovrebbe trovarsi nei paraggi. Per cortesia, stupendi. Avete visto da queste parti mia moglie Piera? Il Physio Medical Center trova sede al centro Leonardo di Quinto di Treviso. Con l'occasione l'equipe della Cooperativa Sanitaria Trevigiana ha voluto celebrare l'evento con un convegno medico e uno spettacolo di cabaret con volti noti della televisione. Physio Medical Center è una cooperativa che si occupa di pazienti con patologie neurodegenerative e afflitti da malattie rare utilizzando la medicina non convenzionale integrata. Il presidente di Physio Medical Center, Ivano Santolin, ci dà un po' di numeri per presentare il nuovo centro. Saranno 11 medici e 9 fisioterapisti e tratteremo circa 400 persone al mese, da bambini cerebrolesi a bambini con malattie rare e pazienti con malattie neurologiche, sclerosi multiple. Con la medicina tratteremo le cause scatenanti delle malattie e andremo a debellare le cause scatenanti per bloccare la degenerazione, quello che la medicina convenzionale non fa perché tratta il sintomo della malattia. La dottoressa Mara Sartori ci parla delle fasi di cura e dell'approccio medico applicato al Physio Medical Center. Attraverso un percorso che parte dalla valutazione per passare attraverso una riabilitazione coordinata ovviamente per i vari specialisti, per arrivare ad un punto che tutto quello che è stato riabilitato lo abbiamo recuperato, quello che non è stato recuperato invece e riabilitato verrà compensato. Un intervento del dottor Matteo Micucci chiarisce il concetto di medicina integrata e non convenzionale. Quello che per noi è di grande importanza è far sapere al paziente che oltre alle terapie classiche esiste un altro modo per star bene che non esclude le prime, anzi le integra, le completa. Quindi un paziente potrebbe venire qui per questa ragione, che già di per sé è una ragione molto valida. Il direttore sanitario del Physio Medical Center, dottor Daniele Cocchi, ci presenta le innovazioni tecnologiche presenti nel centro. Ecco la spiegazione del rivoluzionario metodo TheraSuite. La TheraSuite è possiamo chiamare una gabbia riabilitativa, cioè praticamente il paziente viene messo in questa struttura e tramite elastici e tramite corde viene fatto praticamente lavorare in un'assenza di gravità e quindi questo le può permettere di compiere movimenti che in una normale attività riabilitativa non può svolgere. E si finisce in allegria con un saluto dei comici e della bellissima Melita Toniolo. La presentazione è una cosa molto importante, un centro dove si svilupperanno delle ricerche, mi state accecando con la luce, e si svilupperanno dei metodi rivoluzionari di cura per i bambini con varie sindromi e vari problemi fisici. Ci sarebbe tanto bisogno di aiutare anche noi come persone, però non lo fa nessuno, per cui noi facciamo quello che sappiamo fare, cioè fare del bene a tutti gli altri. Il cuore di Melita, io confermo che c'è, è ben nascosto, ma c'è. Grazie. Pensateci da casa perché noi vi pensiamo tutte le sere. Buonasera. In che situazione ci devono votare?
Rientriamo in questo studio ideale dedicato al ritorno a Santa Cristina di Quinto di Treviso della Pala del Lotto. Non potevamo non incontrare Don Ermenegildo Tessari, che è il parroco di Santa Cristina, che vado a salutare. Allora, immagino che il cuore sia gonfio di emozione per questo ritorno, ma anche per questa valorizzazione di un oggetto d'arte sacra molto caro a lei. Tantissime volte nel mio modo di parlare, di comunicare alla gente, ecco, mi riferisco alla pala, diventa per me come un esempio, diventa per me come una qualcosa che si vede e che traduce in concreto le cose che tante volte sono astratte e difficili. La pala trasmette, mostra, racconta un dialogo sacro tra la Madonna con il Bambino, i santi San Girolamo, Santa Cristina, San Liberale, patrono di Treviso, e San Pietro. E l'interessante, io penso, è che ciascuno ha un discorso diverso da fare. Non stanno conversando tra di loro, ma stanno convergendo tutti sul grande pensiero. Cristo è morto per noi, è morto ed è risorto. Attraverso la sua passione e la sua morte lui ci ha salvati. Don Ermenegildo, proprio in conclusione, brevissimamente, lei diceva pochi minuti fa che l'arte nel suo insieme è rivelatrice, è il volto di Dio. Sì, ecco, io lo dico non solo per questa arte, ma per tutte le arti, lo dico per la musica che ci aiuta a raggiungere Dio, lo dico anche per l'architettura, ma in modo più speciale io la vedo nella musica e nella pittura, in modo che la musica diventi espressione di colore e il colore diventi espressione musicale di un'armonia superiore. Don Ermenegildo, grazie davvero per averci accompagnati a queste conclusioni, e a tutti voi, a tutti noi andiamo un po' a leggerci il programma di queste celebrazioni del Lotto e a trovare l'appuntamento che ci interessa. Cronache Trevigiane termina qui, ci rivediamo come sempre la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.